Inteso, grazie. Si dà recordavo di lavorare in anni 90. Questo compito teatro iniziale di edonismo reganiano, no? Poi comprendi in 90. Problema solamente negli anni 80, negli anni 90 sul massimo livello si idea poi ci va da internet, fa proprio si idea che questa globalizzazione, questa industrializzazione, il suo consumo, questa ricchezza da diventare veramente su mantra dell'umanità. Ma ci fu, quindi fa difficile a tenere un pensamento divergente, un pensamento eretico, guarda difficile in questo anno. Uno dei spausi, non fa su solo, uno dei spausi che ci dà via da proprio Eliseo, controcorrente, eretico, al refrescio, come in Aralizzo, questo si vantava che quando al refrescio, ma infatti tutta la vita sua di ha fatta, era cambiata l'esposizione, quando fu già negli anni 60 segretario regionale del suo partito comunista nel suo 65, la gara non fa cosa di vago, un po' commenti qua sul partito comunista, vigile organizzato, no? Essi sul segretario regionale ovviamente veniva a prendere Narauso Berlinguer, che era il dei direttamente, e si intanda del Google. Già il segretario nazionale del suo Stati degli anni 80 e si intanda dei giugni, ma non si intanda, è vero che va da pesce, ma in realtà Dio di Narauso fu coerente. Eliseo veramente cosa si narrava 40 anni prima, 50 anni prima da sanare il punto di morte, ok, con una coerenza che ci dà via da comprendere i cambiamenti su come ti devi essere adattata, perché non fuori da un eremita che vivia da solo, che vivia ideale, Eliseo fuori da uno che guerrava, che vivia nella vita concreta, fuori dal suo mondo, non fuori da un idealista, certo per tenere dei ideali altissimi, ma non fuori da un idealista o un filosofo serrano su studio su a scrivere e a meditare, ma uno che si dà guerrata, sapete, guarda in mezzo delle gente, in mezzo della politica, in mezzo del suo sindacato, in mezzo della base dell'agricoltura, è sempre con una posizione, è vero, divergente, adesso ci dà via, da tenere il suo sguardo, quando ci dà via adesso, a dire cosa sa, chi altro sono via. In Salvini, in capo degli anni 90, ma questo libro è sia sul 99 ma all'inizio del suo 2000, ma si intende di che sul risultato di una regione, di uno studio lungo minimo 10-15 anni su cui arrivare a questa elaborazione. Fuori difficile, cambia che sia questo libro sul 99, devo fare ancora fuori Castello in questo periodo, sempre del sentimento sull'indipendentista, nazionalista status, per cui si conosceva, no? Eliseo, conosceva Ciccio Tomasa, conosceva Placido Cherchi, ma fuori da poter andare in questo anno, fuori veramente a pago l'uso di un circolo vago di sovversivo, su De Carbonaro, su accanto, insomma, circolante a questa idea. Questo libro puro, guarda, veramente pago l'uso di un ciclostirao che girava semi clandestinamente, non è che sa mai letto fortune editoriali presentate come stia succedendo dei vari modi. Poi tornare alla cosa da capuanta veramente troppo scomoda, ed è un auro che tutto usato su chi lo conosce già, tu di Gai, tu di Gesi, questo libro. Poi tenia Eliseo questo sguardo, questa capacità di dire questa verità plus a fondo del gusto che poteva essere questa cosa più facile, mainstream, condividia, rassicurante. Questo ci dà via da avere questa verità di quella cosa assurda, che è obbligata a questa gente, chi mi lì a fare, nata in psicologia, a uscire dalla propria zona di comfort, cioè vestire fuori delle certezze, delle abitudini, delle cose facili a comprendere, può andare a cercare questa verità di chi va da sotto. Cominciare in questo anno a porre in duda l'idea dello sviluppo incessante, a porre in duda l'idea che l'autoeconomia poteva essere piegata 20 in su PIL, non su PIL che era su dentro sgraffini, no, su il prodotto interno lordo, ok? Prodotto interno lordo, sì,
che ha studiato valuta d'economia, ma tu intendevo sempre a Renzi, Berlusconi, chi ne che sia, no? Ma che pigliano il PIL, e cresce su PIL, e cresce a maniera su PIL, quanto? 0,2%, siamo fuori dalla regione, ok, tutto questa su PIL è uno strumento, se ne questione, questa ne questione da Eliseo, questo libro, dei Saligi, quando dei applicare, di questione da quando questa cosa non di questione nemmeno su, quando ancora si idea che questa economia fa una cosa prumana, fetti del suo PIL, non durerà nemmeno, forse si cade in un filosofo Marcel Mauss, Illich, che va a un livello filosofico profondissimo, ma certamente non tenia la capacità di entrare materialmente in sapere concreta questa gente e questa economia. Ecco, come sai a porre in duda questo, fu una cosa intollerabile. Come sai a andare? Ma sei sicuro che questa industrializzazione della Sardegna sia stata una cosa fatta, una cosa in Stato? Ma ricordo il sindaco, fino agli anni 90 fu una sacra singola, non si poteva toccare, né non si poteva andare sul piano della rinascita, autonomismo regionale, industrializzazione, sul petrolchimico, fu una cosa del regionale, ma si ha fatto bene o si ha fatto male? Se costava l'uso di questo riodonato è stata una cosa positiva, non si poteva proprio, non si poteva andare, non si poteva andare manco voi. Poi qualcuno può questionare in modo chiaro, può andare uno presidente di questa regione a Vidorina e Nai, si industria di questo tipo, no? A ribalto di forza, portata in noi, che se per uno a capo con questa cultura nostra, con queste identità, con questo modo nostro di vai economia che non ci tramonta, da de peso a campare, in noi de peso vecchi, limpia ridotto, quindi Stato italiano, tutti questi casi fa Paolo Cantennoso, in Moindia su Dinari, poi limpiare lo Stato, una capitalista che ha dedicato Dinari di Stato, limpiare su tutto, devi tornare come Tipuada, contemporaneamente narrata Eliseo, si deve creare questa narrata salto evolutivo, che è una rivoluzione culturale, non armata, non violenta, ok? Ma proprio una rivoluzione, e questo libro lo spiega profondamente, una rivoluzione a intro dell'animo nostro e tutto. Io sono buddista e da intendere in un modo ancora più profondo di come ha ragionato con Eliseo. Però di narrare, questo di narrare tu questo salto evolutivo è sta proprio direzione della rivoluzione umana che narrava noi come buddista. Ma sta cosa che vado parli è che noi non dobbiamo cercare di cambiare i Satrus. Eliseo non fu contro dei Satrus, a favore dei sardi. E narrata esti dei Sardus venti che vuole partire questa rinascita, che vuole partire questo cambiamento. E come dico, poeta devi partire, non poeta c'è una volontà esterna che si duplica, ma devi partire, poeta nostro, voglio vivi bene. Noi non volevo su Bibbia, conca, bascia, che scendusia, lamentendusia, che state umani, sempre veramente brioso, mendigoso, sunendo, no, non si buono sulla nuda, che non ci fai santasato su disaggiudanta, che non si mandata in cosa, perché non si buono sulla nuda, si popolo, sottosviluppati, no, tutto, canto a casa resi intendio, forte, no, telegiornali, giornali, cultura, scuola, chi nata canoso se usaici, e dunque sa che del peso ringraziai de seremosina che si fa in de forasa. E le sono rara, no, noi teniamo sa cultura prima di ogni altra cosa, sa cultura che questo che si può determinare, di adattare su modo nuovo, po' sul venidore, non po' sul passato. No, su del peso. Questo libro non ha scritto Eliseo Podo Rai e sulla strada, no, benissimo, sul presidente Stato per Villamas. Questo libro non è stato scritto può glorificare sulla passato, può tornare appunto a limpiare spingiata a Cinicio o andare a Mollenti. Si può rifare uno, poi ti posso assicurare, no? Dicevo dopo, su Cinicio limpia la spingiata va benissimo, però poi non è questo importante, poi è tutto andare qua, no? Certo,
però sempre in uno scenario libero di chiedersi, sempre di chiedersi che una cosa è ovvio. Ma se narra, come poi i sardus poi vivi in sa Sardigna e in su mondo dei suoi venitori, partendo del gusto di Zeus, che si scrive isso di una rada la serviata la sardità, sa sarditari, chiesti un modo, e a volte non fa di accordo, ma non può isso di una rada, la sardità, in realtà la sardità è mera più diffundi alle cose che potevo pensare, non in Sardegna, in tutto il mondo. Che ho usato andare a Castiai e che è andato a studiare i popoli rurali, i popoli andini, i popoli indigeni, tutte le popolazioni se narrano indigena, intendendo popolazioni che non funti, steppe, o prima che pensano da steppe a sperdia della colonizzazione occidentale europea in tutto il mondo, teneva un comportamento, un modus, idea che fa mera accanto di questo che è questa cultura sarda. Un altro grande sardo di importazione, no? Fabrizio De André, ci ha fatto un suo disco meraviglioso, l'indiano, ha cantato un suo parallelo tra il suo popolo sardo e il suo popolo pellerosa, il suo popolo indigeno dell'America del Nord, e fuori praticamente questo mi narra poi Eliseo in questo libro. Poi da Sasardidadi è un modo di dire sa vita, un modo di concepire come si fa il Savamina, su Raballo, Savaina, il Romoso, l'agricoltura, il intendeo su noso Podraballo, e non è noi. Ma su Raballo, ma se ne rendeva conto che su Raballo poi è diventato, e che su Raballo una specie, ma come sono da loro più squello preciso, non dico, ma cagare, ci pensi su usato su nei primissimi paragrafi, nei primi capitoli. Ma una dannazione, una cosa, un prodotto che su timone, una cosa accanto sempre più precario, un mandivagao, in condizioni di desispero, chi non c'è questo traballo, se sono disperato, eccetera, eccetera, sa disoccupazioni, se tutto su vostro aiuto di questo schema e lista, occupavo, disoccupavo, sottoccupavo, occupavo a tempo determinato, ok, tutto questa maniera. E sarà, questa disoccupazione, ma che è diventata? No, ma non devo fare giovane così per vedere in quartuccio. Ma mica sta disoccupazione, o babbo mio o non mio. A me che resisteva questa disoccupazione, su mandroni ci voglio adesso, cioè, gusto che ciccata residu fuori sulla palla, ma su una palla che ciccata in doni a loro entrate in dono, a sottare sul letto, non esisteva questa disoccupazione, ci guarda appunto su mandroni, questo chi non voleva traballare, ma ci doveva traballare solo qui. Da lì arrivava questa disoccupazione, questa disoccupazione arrivava pari con questa crescita economica, in suo momento accanto tutta l'economia, tutto interamente sul 100%, d'Antiochia, Stichiri, Amarolla, a intro dessa logica della produzione di merci. Ok? Non è che noso Zeus contro la produzione di merci, sa merce questi, che cosa che sia? Questo libro pure, in su momento cosato desaccomparai, questi una merce, cioè questi un prodotto, ha cadente un valore economico monetario, una persona in una condizione di libero mercato, c'è stato un obbligo, un mando, una delibera comunale che uno è obbligato a comprare, no, è una situazione di libero mercato, accanto uno decide di ubicare, di dice soddisfa un proprio bisogno. Dunque, le merci di per sé non è che non ti sbagliate, è sbagliato, vedi in area di visione sul libro, nel suo momento che le merci le hanno estese da dimostrato come elemento di valore tout court, ipso facto, in quanto una cosa si eviti tanto questa cosa è giusta. Ma si è di buru armasa, si è di buru meginasa, poetas antivata malaidai con basi militari sull'inquinamento e con tutto il saleste che santi mortali. Si entiti, e dunque avanti greci su ville, un incidente stradale poi tra gli arterias e stradas, desi mai fatta quando
quarto Cagliari alle 7:30 del mattino, ma salvo che vai a cammello sul deserto del Sahara, piuttosto che vai alle 7:30 del Leggiano, quarto Cagliari di Viale Marconi, ok? Un incidente di auto, conosco, che è andato a stombare con salto e si va di 500 euro sul danno su, non su, tra non su, sei su, contento, no? Sono contento, poi da sempre tu dici su IL. Chi non sono danneggiato automobile ed è preso cambiare su mezzo su parafango, se uso fendo invece su IL, quindi sono contento, ok, si rendevo conto. Quando entra un lato e si fura una cosa in dopo, se uso contento, poi sta del dottorato corporale, quando c'è un'alluvione, poi sta anticostruito, tendesi a Messina, tutto meraviglioso, anche a 15 disi su da 2015, poi tu ascita senza acqua, in una città che accanto devi si fare un ponte, no? Devi andare a fare un ponte, non ci passare, poi a crescere su lì. Cioè, prima e dopo, ma se vedi questo ponte? Poi via su Israele, intanto vai a crescere su lì, poi ne è miliardo su ditta, su scavatori, su operai, su ingegneri, ok? Poi andare su ponti e poi tutti 15 disi, senza acqua, poi c'è stata una frana poi tanti costruito, anti disboscato, tirare un matto, questo è il progresso, ok, tutto questo è il progresso. Quando c'è un'alluvione, una cosa che distrugge di dopo, su morigenti, distrutta sa noso, Capoterra 2004, quando è successo? Capoterra 2005, ok? Noso ne più contento, no? Immaginate di tornare miliardi su, tornare a fare conto, tornare a comprare macchine, gente scollata po' anni su in hotel e ristoranti, ma cosa di sostanza. Ma è andare al proprietario dell'hotel che segue una disgrazia. Che non fa poco uso, ok, quanto è cresciuto su lì, grazie. Ok, una battuta appunto del può comprendi. Noi narrate Eliseo, in noi si commezza dannati, in noi c'è gente in mera, economista, filosofo, umanisti, che ha avuto come sembra regionale. Uno dei primus, veramente uno dei primus del suo mondo, è stato Maurizio Pallante, il fondatore del movimento per la decrescita felice. Chi veramente di te vorrai grazie a esso che esiste di questa seconda ristampa del suo libro. Come te nasce questo libro? In su 2009 in prima volta come sarà l'Italia, Maurizio Pallante in Sardegna può presentare questa eresia, la decrescita felice. Ok, comprendere i testi questa cresce e c'è questo che narra, no, questi bene, dopo soffrire, questi bene deve usare una decrescita felice e quindi è invitato, devo ovviamente fare gli accordi, gli leggi dopo, per fare già il suo movimento, può presentare e da buon'aula Maurizio Pallante, Gastia, adesso si capo in italiano, da buono Gastia, con me, quando devo appunto stata morta la decrescita felice, il primo libro, sul libro di quanto è più sul prossimo movimento. Con me è stato facili meta lo comprendi, facili meta, poi davvero, 10 anni prima, io allegio il manifesto delle comunità di Sardegna. Chi fu alla? Tutto gusto di noi in un modo magari, non sto parlando di docente di lettere, quindi scrivi meglio dell'Eliseo, non avevo un gusto artigianale, questa scrittura è proprio bellissima, di Gesì, questa scrittura dell'Eliseo è troppo bella. Scritto in un modo mega più organizzato, no? Okay, una impostazione anche metodologica, scientifica, per spiegare tutte queste questioni. Sì? Però sa base fu adagiare sul libro dell'Eliseo, e tanto per essere considerato. A chi ne posso servire? Può vai uso che è arrivato esami sopra con me, può presentare Maurizio Pallante, Eliseo spiega, e Placido Cherchi. Sapremo dire che ho fatto questa presentata in Castello, sapremo. E Eliseo Davide aveva dato una coppia della prima edizione di Sabunao, fatta sul 99, e questa edizione praticamente pago l'uso di un ciclo si lavora e c'è già il nostro appuntamento, così in casi inisi lo presenta gli auto poi sul libro. Maurizio Pallante domenica da questo libro dicendo a dei noti e si due digiti tutto in due,
mi telefono si casa a mangiare a Milano se devo dire su americanismi, ma questo libro qua e là, ma è una cosa, ma ha anticipato dei 15 anni sul ragionamento su fetti in moisi con mezzato a fare, ma è incredibile, ma qua, là, questo libro tu devi presentare, tu devi fare uscire, tu devi mi puoi procurare prima le partite 200, 300 copie, sai che tu devi donare a tutti i circoli della De Cresta Felice in Italia. Magari 200-300 copie, ma non mica Eliseo ti ha dato la sua copia personale che hanno esistito Bruce, no? Questo libro, anche per una storia editoriale, una cosa tormentata, una cosa che il direttore non era più affidabile. E quindi Sidora Tavili, parlando di Sidora Tavili con Eliseo con gli italianisti, e veramente dopo si assisti a un incontro de gorus e de scroventus di persone belle, cioè tanto si via proprio sta profondità un italiano, un sardo che hanno casini di indianza chi sta delle cose ma che dite un generale sardo che sta da Sardegna e fondamentali cose l'insegnamento di Maurizio io sinceramente a contento bisogno che Maurizio mi pensa a dire che questo libro questi universali è un libro assolutamente sardo, ok? È un libro universale, poi da questo che è scritto in noi, Fossa Sardegna, valido, tutto sul mondo. Questo è un insegnamento detto storico in Araba, o gli stessi universali. Scrive vita tua, non fa questo tipo di scrivere Parigi, che tu i sensi di Sardara, gli stessi universali, non stia state Parigi nei migliori, scrive Sardara, a Bego, questo che è Sardara, e tanto sensi, un po' di sensi universali. E lì siamo riusciti di conoscere Sardara. Ah no, sicuramente lo conosceva Tolstoi, no, ho sbagliato. Ma che tu conosci pure questa massima? Ma io ho fatto proprio questo. Ha scritto un libro identitario, sardo, che vale tutto sul mondo. E stato appunto di ovunque. Bisogno di una voce esterna, italiana, piemontese, come le modo separate, come per risorse, un po' comprende che questo libro non va lì affetti con Sardegna, ma lì ha voluto sul mondo e quindi ha fatto veramente Maurizio tu del peso assolutamente torrai a imprendere, a gattare in un modo ciccato, fai a fattaria, ma detti che si una trota così. E tanto fa su per mille noi si sono posto, disciplinato, si sono posto e a città. Uno pago di aggiunto questa provincia di Castello, il coraggio editoriale di secondarie edizioni del vai a scrivere un libro così poco commerciale, così poco mercificabile, ma Maurizio Ballante ha garantito che ha scritto sa passione, con Eliseo si sono posto sulla tua palestra e veramente un'estate che adesso 2009 bellissima e su tornare su manoscritti originali, capito su manoscritti originali cominciavo a dire un vago di editi, pensa che abbiamo anche un quello, però ho detto la ballare, stare, l'immaginazione, scena la copertina, sta presentata, eccetera, eccetera. Il 19 novembre del 2009 questo libro va da praticamente accabato, dopo veramente accadendo l'ultima correzione del bozzo, sta facendo WhatsApp, ed è via telefonargli a Eliseo, e poi uno vuole un sabato, vuole essere sicuro questa grafia come ti di Alisso, che non va su Sarcitane su Capitale su, poi sei sicuro che non lo sbagliare. No, acuto a telefonare, quando arriva la telefonata che Eliseo si fa morto stanotte prima. A 80 anni, su premio di vita, premio di forza fisica e intellettuale. In ultima pagina dei Saligi ha scritto forse è una beffa del suo destino, ma forse è uso cioè a una che un uomo di questa forza, di questa tempra come Eliseo si voleva morire a improvviso da una via a Sandra, si voleva morire una gira prima che tornava a vestire a campus sul libro che vuole sul manifesto, ecco è giusto essere sul manifesto, sul testamento spirituale, politico e culturale di Eliseo. Il testamento di uso è scritto proprio in punto di morte, in suo momento che va tornando a vestire, a me mi potessi immaginare all'immorto questa cosa, no? Un dolore troppo forte, no, non fai. E in qualcuno Maurizio Ballante, ma da giocare a me la mandavo, certo, questa perdita di un uomo di questo livello è dolorosa, ma tu devi pensare che hai commetti che Eliseo ha passato sappiamo la sadocia sul fuoco da passare a lui, visto che era 80 anni, su Maurizio Ballante 60 e 40 in questo periodo, e commetti che
è stato un passaggio, no? Veramente, dei testimoni, in noi tu piega questa decisione e portate questo libro dove vai conoscere tutta la mia vita. Fai visionare, fai conoscere il liceo, quella tanti non si preoccupesi che a videolina, se non è stata, non devi mai intendi visionare. Questa può ripeti in logo su come è questo. Un'altra persona, volete proprio verso questa capo, un'altra persona che ha compreso profondamente sul messaggio è il dottor Vincenzo Micaletto, che è il presidente dell'ISDE, presidente sardo dell'ISDE, che è un'associazione internazionale mondiali dei dottori di post ambiente, no? Quindi tutti specializzati in studi a pizzo delle malattie configurate con l'ambiente, con l'inquinamento, con l'industrializzazione. Micaletto ha scritto un altro manifesto, bellissimo, manifesto di Sardegna Terra Via, Sardegna Terra Viva, sì, chi vive la mera, no, dell'Eliseo. E in cui anche introduce un tema, il tema dell'economia circolare e dell'economia lineare. Calesti in estrema sintesi su pensamento la sardità, sa visione economica, esatto la divisione dell'agricoltura e politica, però l'ultima cosa ha visto proprio questa economia, che è un'altra anche importantissima, no? La sardità nostra. La sardità è concepita dall'economia circolare, cioè un'economia accanto all'agricoltura, sul lavoro, tutto deve essere all'intro di una logica circolare che dovrà, questo di Dio se lo coltivando, poi il resto su debiti dovrai a terra, debiti dovrai a donare vite, sostanze a terra, sul lavoro quando dico l'oraggio, su quanto bravissimo Ferreri, piegata su metallo, ma va sempre in una logica a intro, poi ci fai una radio, ok, un esempio di economia circolare che è sostenibile, che può durare senza staccando su sole alla fai la clorofiliana, la fotosintesi clorofiliana un po' di simili. Questa contrapposizione che è l'esistenza, se economia lineare, cioè tu staccando, pigata e basta, ok, pigata e non torna da ponni, l'economia del petrolio, l'economia dell'estrazione, dell'agricoltura chimica, ok, che accanto siccome ci vuole il petrolio in abbondanza si vuole fare questo tipo di economia accanto a una rata. Ma perché risparmiare? Ma perché gestire? Ma perché avere un'idea circolare? Quando si usa un libro su dedicare un altro punto del petrolio, ti passa sul concimi chimico, ci monge questa cosa e si vede avanti. Ecco, questo tipo di economia non ho usato del circolare lineare, ma questo tipo c'è esattamente questo concetto, questo è una responsabilità che è sul progetto questo futuro, mentre questo lineare non tiene di futuro. Si fa solamente l'ultimo esempio, ad esempio, tutto noi probabilmente teneva un conto in banca, no? Andato sul banco e piccava un denaro sul banco, ma piccare il denaro sul banco, ma è un esempio, secondo Satto, di economia circolare o di economia lineare. Hanno cosa scrive sul banco, ma tenevi 250 euro. È un esempio di economia circolare. Poi ti sembra un esempio di economia circolare. Però poi lo Satto sa piegare i venti e non tornare a fondi. E da là questa banca, dopo prendi questa economia circolare, e da là questa banca dopo prendi che tu non torni a fondi, non puoi esistere a applicarli. E in uno, oppure potete andare a equito, ma che potete andare a equito? Chi ti permetti, ti controllavo, questo tanti fetti, e dopo che si andava a equito, devi tornare a poni, plus di questo che si legava. Ecco, questa economia circolare è questo. Estica, non del peso commerciale regionale in termini globali. Non servirà di denari che Eliseo versa a favore o contro questa globalizzazione. Questa è c'è fatto se o contro questa globalizzazione, se o sono un globo, se o collegato, quindi dipende pure. Sicuramente va contro la somologazione, va contro il centralismo degli stati su chi decidi a Bruxelles, a New York, a quanto sia da decidi di ponoso su chi deve fare. Ok? Questo è in una dimensione globale, è vero, che non si dà causa ancora, caso su Pigendo non torna a Giappone, poi da su di noi
e pagamento tutto sul resto del suo mondo, e pagamento su i uomini, le femmine, i picciochetti che vuoi bene che noi disperati, isso su cui vengono su ebbero, non so ancora non so pagamento, ma sul meccanismo e su proprio, chi deve dico dinari sul banco, ma ce lo devo tornare a ponni, ok? Come ti si vuole, dei noi si vuole partiti, dei noi come ti volevo cominciare a un'idea di tornare a un'economia circolare che sta servita di cosa maestro, fetti de fendo questo che si spendo in noi in questo momento grazie ai amici che stanno in causa e grazie al posato su che si è venuto su questa cosa che si va da tragedia e in noi per dibattito regionale questa cosa bella è che questa è una comunità che ha regionale del fare. Grazie ancora a tutti. Ora, era previsto l'intervento dell'assessore Cadeo che ancora non si vede, quindi magari apriamo il dibattito pubblico e forse magari facciamo chiamiamo qui subito Sandra con Brunella, che sono persone che sono, diciamo, sono impegnate nel recupero, se così possiamo dire, di un antico mestiere, insomma, vorremmo sentire la vostra testimonianza. Chi vuole iniziare? Sandra? Fagli un'indicazione, insomma. Prego, dici insomma un po' della tua esperienza. Buonasera, io sono Sandrina, non sono di Salda, sono di Mogoro, ma prima sarò da tanti anni. Allora, la mia passione diciamo è cominciata 5 anni fa per un esame che dovevo dare per il corso, dovevo fare la ricerca epidrobotanica. Sono andata presso questa signora per sapere come usava l'erbe per curarsi, oppure se lo usava anche per altri scopi a casa. Lei mi disse che avevano usato l'erbe per curare malauso chi regnatamente uomo, quindi risentavato questa medicina conserva e savarra, con le scasenate su tavole brevi. Ma picciochelle di risesi, sono scappate, non di conto sui variosa picciochelle. Mamma si varia che vai salana, andiamo a Santa Maria, c'è poi alzo e poi ad uomo per la mia picciochelle e ti vai alzo. Ma non bastava. I servidori andavano su usato esibiti antiserva a luogo da lingi. Da lingi a alzo, ma non uscissero mai. Chi si goiava un messaggio, se piafai San Zaccaria. Oggi Zaccoso, le piatessi, o lo donai in tono a chi si goiava con suo messaggio. Lo sparia dell'io. Ed è dentro su Regei, conosci la scrittrice dell'io, sa mamma di Paolo Piso, chi le sia sull'io 40 e tu traballava e tu le sia. Sono stata contenta perché veniva con me a una mostra che ho fatto all'Esente su Vescovo. Anche lì sta di illustrato tutto il lavoro di varia